Bentrovati. In questi giorni sono due le notizie in prima pagina, presentate in maniera molto diversa tra le varie testate giornalistiche, per cui il cittadino non riesce a districarsi in questa voluta disinformazione. Sono la testimonianza di Napolitano sulla trattativa Stato-mafia e la guerra tra la CGIL e Renzi sul Job Tax, la legge delega sulla riforma del lavoro. Un altro esempio della disinformazione imperante nel nostro Paese è quanto detto dai media sulla sentenza che ha mandato assolto Berlusconi nel processo Ruby. Qua si sono davvero superati. Il Corriere della Sera, attraverso un suo editorialista di punta, scriveva: finalmente il dibattito politico si libera dal peso di un incubo giudiziario. Ora il percorso delle riforme istituzionali può procedere speditamente, perché questa sentenza può contribuire a sancire la definitiva separazione tra la storia politica e quella giudiziaria in un paese che nella guerra totale tra politica e magistratura ha conosciuto la sua maledizione. Viviamo proprio in un mondo sottosopra. Il Corriere ha messo sullo stesso piano il delinquente pregiudicato e la magistratura. La Stampa titolava: è finita la guerra dei 20 anni. Altra balla, idem come sopra. Mentre il giornale di famiglia voleva che qualcuno pagasse per l'errore giudiziario e chiedesse scusa al Caimano innocente e puro come un giglio. Libero invece in prima pagina sparava: la puttanata è il processo, chi paga ora per le intercettazioni, i costi, le ragazze alla sbarra, la caduta del governo. Roba da TSO, da trattamento sanitario obbligatorio. Ma quando sono state pubblicate le motivazioni di quella sentenza, il quadro descritto da quasi tutti i media è stato completamente smentito, a parte poche eccezioni ovviamente, ma anche su questo l'informazione è stata vergognosamente reticente. La sentenza infatti ci dice che Ruby si fermò a dormire almeno 2 volte ad Arcore, con l'effettivo svolgimento di atti di natura sessuale retribuiti. Quindi il Caimano ha fatto sesso con una minorenne, però, e qui viene il bello, lo ha fatto a sua insaputa, non conoscendo l'età di Ruby, e quindi è stato assolto dall'accusa di prostituzione minorile. È stato poi accertato, scrivono sempre i giudici, che quando Berlusconi da Parigi telefonò diverse volte alla questura di Milano perché rilasciasse Ruby affidandola a Nicole Minetti, era perché preoccupato che la ragazza facesse rivelazioni compromettenti sulle serate di Arcore. Sapeva anche benissimo che Ruby non aveva nessuna parentela con il presidente Mubarak. Poi, scrivono sempre i giudici, è sicuramente accertato che l'imputato Berlusconi, la notte del 27-28 maggio 2010, abusò nella sua qualità di Presidente del Consiglio, simulando un interesse istituzionale al rilascio di Ruby, strumentalizzando in tal modo la propria qualità pubblica per fini personali. Ma poi, guarda caso, la legge sulla concussione è stata cambiata dalla ministra Severino tra il primo grado e l'appello, in cui del primo grado è stato condannato e l'appello che è stato assolto, per cui anche l'accusa di concussione è caduta. Berlusconi poi mentiva quando diceva che ad Arcore si svolgevano solo cene eleganti. Infatti, dice ancora la sentenza, l'attività di prostituzione fu effettivamente svolta e con modalità significativamente ricorrenti. Le ragazze si impegnavano all'accaparramento dell'attenzione di Berlusconi attraverso l'ostentazione del proprio corpo per assicurarsi un continuo foraggiamento di denaro o altre utilità. A questo punto sicuramente alcuni giustificheranno il Caimano in quanto a casa propria chiunque, se non commette reati, può fare ciò che vuole. È vero. Ma quello che non è permesso a nessun capo di governo di uno Stato civile e democratico è di mentire ai propri cittadini, e Berlusconi ha sempre negato tutto, mentendo così agli italiani. Per fare un esempio, l'ex presidente americano Bill Clinton giurò davanti al suo paese che lui non aveva fatto sesso con Monica Lewinsky, ma rischiò l'impeachment, la messa in stato d'accusa, non perché in seguito venne provato che aveva fatto sesso con la stagista, ma perché aveva mentito al popolo americano. Per cui non è da moralisti bacchettoni accusare il Caimano di portarsi a casa vagonate di prostitute, anche se l'articolo 54 della Costituzione recita: i cittadini cui sono affidati funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore. In un paese serio un personaggio pubblico che mente così spudoratamente è messo al bando dalla società. Invece, grazie a Renzi, il satrapo di Arcore,
è un padre della patria che sta riformando la Costituzione. Io penso sia uno scandalo che un pregiudicato condannato definitivamente a 4 anni di galera per frode fiscale con una sentenza d'appello che gli dà pure la patente di mentitore sia, a detta di Renzi, in perfetta sintonia con lui, tanto da siglare assieme il patto segreto del Nazareno. Una vergogna monumentale. E chiudo chiedendovi: quanti di voi in ascolto sapevate questi fatti? Questa è la disinformazione: scrivere balle o omettere i fatti quando sono sgraditi alla casta padrona. Ci vediamo giovedì prossimo. 4 anni di galera per frode fiscale con una sentenza d'appello che gli dà pure la patente di mentitore sia, a detta di Renzi, in perfetta sintonia con lui, tanto da siglare assieme il patto segreto del Nazareno. Una vergogna monumentale. E chiudo chiedendovi: quanti di voi in ascolto sapevate questi fatti? Questa è la disinformazione: scrivere balle o omettere i fatti quando sono sgraditi alla casta padrona. Ci vediamo giovedì prossimo.